Era del Veneto, 27 gennaio 2021. Il rischio dell'oblio. Gli spazi della memoria. A cancellare la memoria ci pensa il silenzio protratto nel tempo, che porta all'oblio senza ritorno. A coprirla ci pensa il rumore, che ci confonde e distoglie la nostra attenzione. Ma c'è dell'altro. Ci sono anche le scelte urbanistiche degli attori pubblici, la dubbia moralità di taluni progetti di investimento e la colpevole superficialità di certi comportamenti individuali che calpestano la memoria e così facendo, paradossalmente, la perpetuano e tengono vivo il senso di vergogna. A Flossenburg, al confine tra Germania e Repubblica Ceca, tra il 1938 e il 1945, fu operativo un campo di lavoro forzato, dove morirono 30.000 persone. Oggi, proprio al posto delle baracche, c'è un vasto quartiere di condomini, villette e case normali. A Gusen, che fu uno dei sottocampi del più tristemente noto campo di sterminio di Mauthausen, in Austria, le vittime furono 33.000. Oggi, su quegli spazi, sorge un elegante complesso residenziale e, in particolare, l'ingresso del campo e le stanze del comando che organizzava le operazioni di sterminio sono stati riconvertiti in abitazione privata. Vero è che anche a Treblinka, in Polonia, dove sorgeva il campo di sterminio in cui vennero assassinati 900.000 ebrei, oggi non si trova altro se non una distesa di terreno quasi sabbioso, marcato solo da dei pietroni che segnano percorsi ai confini. Ma c'è una sostanziale differenza. A Treblinka furono i nazisti a far saltare in aria il campo per cancellarne le prove, mentre la lottizzazione ad uso residenziale degli ex campi di Flossenburg e Gusen è stata decisa dai civili nei decenni successivi alla fine del conflitto. Gli spazi della memoria sono i protagonisti di KZ Lager, il libro di Davide Romanin-Yacour, pubblicato a novembre 2020 dai tipi di Ronzani Editore, che con una prosa pacata, precisa e informata apre un inedito percorso di riflessione che contribuisce alla conservazione e alla condivisione della memoria. Oggi 27 gennaio, chi di voi vorrà dedicare del tempo alla giornata della memoria 2021 ne sfogli qualche pagina. Innanzitutto ci sono gli spazi fisici. Romanin-Yacour descrive struttura, organizzazione e funzionamento di 23 campi di sterminio, concentramento, lavoro, raccolta e transito tra Italia, Fossoli, Carpi, San Sabba, Evo Vecchio e il resto d'Europa. Queste pagine ci ricordano di tenere sempre a mente tre cose. Il male, come il bene, non sono alla portata di gente praticona, ma di strutture guidate da team preparati e ben organizzati. I valori, l'etica se volete, sono parte integrante dell'agire organizzativo e la loro interiorizzazione fa la differenza sia nel bene che nel male. Chi vive all'esterno dell'organizzazione, oggi diremmo gli stakeholder, anche se non ha relazioni dirette con la stessa, non può levarsene le mani e chiudere gli occhi perché, siccome non c'entro, allora non mi riguarda. C'è poi lo spazio sociale, che riguarda il modo in cui ci si rapporta agli spazi della memoria. Romanin-Yacour ha accompagnato centinaia di adolescenti, giovani e adulti a visitare i campi. Le sensazioni provate con più frequenza sono state, ovviamente, disagio, incredulità, orrore, stordimento, vuoto. Ma in alcuni passaggi emerge anche l'irritazione, il sentirsi indispettiti di fronte a campi ricostruiti ad uso prettamente didattico. È come dire che per conservare la memoria serve autenticità, altrimenti meglio lasciar perdere. E infine c'è lo spazio simbolico, che dà senso ai luoghi. Romanin-Yacour ne descrive 13 collegate alla Shoah, di cui 12 città europee e lo Yad Vashem, il museo storico della Shoah a Gerusalemme. Dopo aver visitato prima Auschwitz e Birkenau da ragazzo nel 91 e da uomo fatto 2014 e poi Mauthausen nel 2008, a fine 2013 mi sono immerso per mezza giornata allo Yad Vashem. È un luogo che sul piano dell'estetica, forme, luci e ombre, degli itinerari, dentro e fuori, sotto e sopra, in salita e in discesa, e del linguaggio, immagini e testi, suoni e voci, crea un'esperienza emotiva e sensoriale indescrivibile. La memoria
è anche questo.